Buongiorno, oggi è martedì. Ieri volevo iniziare a registrare e poi alla fine mi sono persa totalmente durante la giornata e quindi non ho registrato niente. I capelli sono da lavare perché sono pieni di lacca e sembrano quasi crespi, sono brutti brutti perché la lacca fa questo effetto sui miei capelli essendo fini. Comunque sì, sono viola, li ho fatti così tanto per e hanno dei riflessi quasi blu ogni tanto, azzurri. Mi sono alzata e c'è vomito ovunque, ma non pappa, liquido. E non liquido strano, liquido, normale. Quindi qualcuno ha mangiato qualcosa che non doveva, ovvero panna. Ed è in questi momenti che vorrei una scopa a vapore. Perché? Perché? Adesso vi spiego. Vi ho detto, ho trovato vomito qua, ok. Non era stata panna, è stato qualcun altro, o Peppe o Pipo. Ho avuto la brillante idea di far andare il robottino e l'ho messo di là in camera, era l'ultima stanza che doveva fare. Sono entrata in camera per andare a spegnerlo e toglierlo e metterlo via e era pieno di vomito ovunque. Avevamo vomitato sotto il letto, per cui ho il robottino pieno, ho dovuto pulire tutto il pavimento della camera e ho pulito, ne ho approfittato, ho pulito anche bagno, corridoio, l'altra stanza e la bussola, quindi ho pulito tutto. Tranne questa stanza qua, e sarebbe da fare anche qua il pavimento, però per farlo qua devo buttare tutto fuori davanti perché altrimenti pulisco a pezzi praticamente, c'è troppa roba. In questi momenti io vorrei la scopa a vapore e la sto guardando da un po' di giorni. Quindi adesso io sto aspettando che si asciughino i pavimenti, ho aperto tutto, tutte le finestre e anche quella del bagno e... Vero gatti, dobbiamo aspettare che si asciughino i pavimenti. Però non è stata colpa tua, amore mio, quindi adesso ti do la pappa. Vieni, piccola. Perché io pensavo fossi stata tu e invece non sei stata tu. È stato uno dei due. Di là nelle camere ho la muffa. Ho spostato il comò di camera. Sotto era tutta muffa. Quindi ho pulito anche là. Ho tirato fuori il pane che avevo in congelatore. E vi faccio vedere. Ho anche i guanti perché devo pulire il robottino adesso. E vi faccio vedere. Annusa i pantaloni di Franz perché chissà che odore hanno. Sono quelli da lavoro. Comunque Franz il giorno della festa della donna, l'8 marzo, è arrivato a casa la sera, fa: mi sono dimenticato i fiori. Allora io non me l'aspettavo assolutamente. Il giorno dopo è arrivato a casa con i fiori e sono questi. C'è anche una rosa. Ecco, Pepe li ha visti. Non si era ancora accorto che ce li avevo i fiori. E poi, ultima cosa, ieri ho comprato dei cerchielli dai cinesi. Ho preso questo qua, tutto con gli strass, e un altro che sì, è sempre brillante, però è fatto diverso. E mi piace tantissimo. Finalmente ho due cerchielli nuovi, 9 euro l'uno. E con questo colore viola sta benissimo perché risalta tantissimo. Yes, vado a pulire il robottino. Buona fortuna a me. Adesso vado a stendere altra roba ancora. Là. E ieri al Lidl ho preso un pigiama estivo, perché è estivo. Adesso se riesco a tirarlo fuori da questo mucchio ve lo faccio vedere. Questo pigiama era completo di mascherina per la notte. Guardate che carina! Ho trovato per caso questo pigiama, taglia S, c'era solo non confezionato, era tutto aperto. Però l'ho preso lo stesso, perché sennò c'erano le M, però le M forse erano troppo grandi, cioè la M era troppo grande come misura. I pantaloni sono fatti così, quindi sempre con gli unicorni, sono al contrario, quindi ci sono i laccetti per chiudere, per stringere, e poi c'è la maglietta che è fatta così. Ma che carina! Ecco, quindi mi sono regalata questo pigiama nuovo per l'estate. Buongiorno, questo è l'altro cerchietto che ho preso dai cinesi. Comunque è ora di andare a lavorare e non so se mettere il cerchietto semplicemente... No, guardate che cosa, no, devo metterlo normalmente. Ma voi lo chiamate dubbio della mattina? No, ce l'ho in realtà da un po'. Cerchietto o cerchiello? Allora, ecco, fatto. Andiamo a lavorare che sono in ritardo. Cioè, non sono in ritardo. Il problema è che devo andare... sì, bene. Devo andare a far benzina anche.
Ho gli occhi che bruciano tantissimo. Ho raccolto vomito fino a prima, cioè anche oggi c'era vomito liquido ovunque. Penso sia Pipo, ma non so il perché comunque sta bene, durante il giorno non fa niente, è la notte che ha questo problema. Ho fatto già il letto, ho fatto prendere aria un quarto d'ora, poi ho rifatto il letto, porto via questa roba qui e andiamo a fare benzina. Salve! Allora, sì, ritorno dopo aver finito di lavorare, cioè veramente è mezzogiorno passato in realtà. Comunque devo godermi questa giornata, che bella luce che c'è qua, lo dico sempre. Devo fare qua la postazione per i video. Comunque, devo godermi questa giornata perché da domani neve. Da domani di nuovo neve, che bello, non vedevo l'ora nevicasse. Quest'anno veramente ha nevicato e si dice è nevicato in realtà. Invece qui diciamo ha nevicato, in realtà si deve usare il verbo essere. Ho scoperto da poco tempo e voi non me l'avete mai detto che sbagliavo. Si dice è nevicato. Comunque non mi ricordo cosa stavo dicendo. Vabbè, è nevicato. Devo lavare questo filtro. Questo è il filtro del robottino e non so neanche perché sono entrata in bagno. Non lo so. Sto aspettando Franz, ma qua non arriva nessuno e c'è un bel sole. Fuori c'è una temperatura veramente primaverile oggi, si sta proprio bene. C'è l'aria fresca, però la temperatura è buona, si sta bene in maglia. È giovedì. È giovedì, sì, è giovedì, non ho neanche asciugato i capelli per cui sono piattissimi. Guardate che sfumature azzurre che hanno. È l'azzurro praticamente dove avevo i capelli decolorati, che poi erano rosa chiaro, e lì invece, cioè adesso c'è l'azzurro. Sono belli perché comunque sono sfumati, c'è il mio biondo, poi c'è il rosa, poi c'è il viola, l'azzurro, lilla, tutto un casino. 1000 colori in testa. Ho comprato la scopa a vapore e mi è appena arrivata, cioè io l'ho ordinata ieri a pranzo e oggi è qua. Un giorno, Amazon Prime, ma veramente un giorno preciso e mi è arrivata e l'ho presa a 56 euro, non mi ricordo adesso com'era, 56 e qualcosa insomma. Comunque Pepe sta analizzando la scatola. La cosa brutta è che mi è arrivata la scatola senza confezione, c'è solo il sigillo di Amazon con scritto Amazon Prime e basta, cioè si vede che cos'è, perché c'è proprio la scatola della scopa. Adesso devo lavare i piatti perché ho fatto le tagliatelle con il tonno e le acciughe, di conseguenza è tutto che sa di pesce e fa schifo, cioè poi ho spanto olio ovunque, devo pulire tutta la cucina. Ciao. Ciao. Anna. Pepe. Pipo. Ciao. Pipo, come sei bello. Amore. No, Inaspettatamente oggi c'è il sole. Oh, Madonna, un ragno. No, voi non potete capire. C'è un ragno. Mamma mia, sono arrivata dentro. Stavo per appoggiare questa che è una torta. Stavo per appoggiarla sulla penisola e lì sopra c'è un ragno appeso. Lo spavento, l'avete preso con me lo spavento? Ditemelo nei commenti. Mamma mia, stiamo trovando un casino di ragni in questo appartamento. Porteranno soldi, porteranno fortuna, non lo so. Perché veramente è una settimana che troviamo ragni, cioè, ma tantissimi. Cioè, in un giorno ne abbiamo tre, tutti io, Uno piccolo, uno medio, uno grande. Cioè, ma così, nei posti più improbabili, ad esempio là. Cioè, adesso dov'è? Adesso è andato là sopra. Eccolo là. Quel maledetto lì mi ha fatto prendere un infarto. È piccolissimo, però è lì. Cioè, io me lo sono trovato alla mia altezza, ho preso paura perché mi sono girato, ho visto il ragno. Adesso lo tiro giù con la scopa e lo butto fuori. Cioè, no, guardate che giornata è uscita. Ma vi pare? Cioè, stanotte ha nevicato
E questa è la giornata di oggi. Era tutto bianco, si è già sciolta ovviamente, la neve che fa adesso si scioglie subito, a meno che non ne faccia 1 metro o 50 centimetri, se no si scioglie. E Pepe, ti piace il sole, vero? Sì, tanto. Panna, ieri ho messo questa, sarebbe l'avena, per gli uccellini, perché ieri è arrivato un uccellino qua e Pippo se n'era accorto, era attaccato alla porta. Ho detto metto l'avena, vediamo se arriva qualche uccellino, però a quanto pare qua non sono venuti, perché se no ci sarebbe avena ovunque, perché so che gli uccellini poi spurcano ovunque. E voi due? Cosa fate? Panna, ti piace il sole? Sì. Pippo, sempre nascosto, mi raccomando, non ti muovere da lì, eh? Ah, ecco. Esci un po' anche tu. Franz mi ha chiamata che viene tardi, eccolo lassù. Adesso devo ricordarmi che c'è sto ragno, perché sennò io ho paura anche a passare di qua adesso. Che ne so da dove parte la tela. Io sono sempre vestita uguale, mi vedete sempre vestita uguale, o così o in pigiama, perché non vado da nessuna parte, quindi è inutile che io mi vesta chissà che elegante, ecco. Sono i vestiti che uso sempre, che uso da anni e ce li ho ancora interi. Comunque, siccome oggi c'è bel tempo, stranamente io non mi aspettavo facesse sole, pensavo nevicasse tutto il giorno, invece quella che ha fatto si è anche già sciolta e oggi hanno pulito, gli operai del comune sono passati a pulire le strade. E visto che c'è questo sole volevo lavare i tappeti con la scopa a vapore, che non ha tutti gli accessori, è semplicemente una scopa a vapore, per il prezzo insomma non si poteva pretendere chissà che. E poi è leggera, è veramente leggera e maneggevole rispetto ad altre, è piccolina, è poco ingombrante. Pepe, la vuoi la scopa? E Pepe, la scopa. Ok, la appoggiamo qua intanto, così mi ricordo che devo farlo. E niente, la scopa è semplicemente questa della Vileda, niente di più, niente di meno, è una cosa semplicissima e devo ricordarmi che c'è il ragno perché mi ero già dimenticata. Bene, adesso sul soffitto. Ho registrato un po' di video oggi e ho steso anche una lavatrice che ho fatto così all'improvviso perché c'era il sole, non c'è più il sole, cioè io sono anche stufa, ma ci sono 10 gradi adesso, quindi non è neanche tanto freddo ma neanche tanto caldo. E però prima di fare la doccia volevo mangiarmi 2 kiwi, che però non so se ho, perché maturi, in teoria sì, perché qui ho ancora 2 arance, 3 kiwi, questi qua dovrebbero essere maturi. Quelli che ho in tavola invece sono con le mele perché devono maturare. Questi dovrebbero essere già mangiati, sì, sono belli morbidi, anche troppo maturi. Mettiamo le 2 arance in tavola con il resto della frutta, quindi devo fare scorta di frutta perché ho già mangiato quella che ho comprato. Quando è che l'ho comprata la frutta? Lunedì. Ok, kiwi mangiati. Adesso posso fare la doccia finalmente. Vi ringrazio per essere stati qui con me. Spero di avervi tenuto compagnia. Mi mangio le parole. Quando mi arriverà la paga, se arriverà perché non è ancora arrivata, e questa cosa mi preoccupa perché mi fa tornare all'anno scorso. Spero arriverà lunedì. Volevo fare un ordine dal Carlita Shop perché ci sono dei prodotti che mi interessano, quindi volevo fare un ordine da lei. Però vabbè, non so perché ve l'ho detto, così, tanto per. E niente, ci vediamo la prossima settimana, cioè domani, con un nuovo video. Ciao!